La sua scelta di vita è interessante perché se n'è scappata dalla modernità, io lo dico così, ma in realtà è tutto un altro discorso molto più ampio, e ha scritto questo libro, di cui adesso vi parlerà, che si intitola La storia come organismo vivente. È una interpretazione filosofica della storia innovativa, tanto che Noam Chomsky gli ha scritto direttamente dicendo è una teoria molto ambiziosa, ma riconosceva il lavoro. Gli ha scritto Veneziani, Matteo, Pelciari e continua ad avere riscontri positivi. È un libro particolare perché ovviamente si pone in una visione di cos'è la storia completamente diversa. Quindi adesso dai qualche spunto perché le persone qua possono essere lettura di questo libro e quindi spiega un attimo. Salve, piacere, vuoi da nero o bianco? Grazie a tutti i presenti, grazie a Fabrizio per l'introduzione molto bella che mi ha fatto, grazie agli arrivati. Questo libro devo essere un po' sintetico perché non voglio fare una conferenza su questo libro perché sennò poi tolgo il bello dalla lettura. Dunque, la storia come organismo vivente, già il titolo dice molte cose, un'idea della storia come organismo vivente. In che senso? La storia, si sa, più in generale il tempo nella filosofia è stato visto in modo lineare, un passato, un presente, un futuro, un progresso, un'evoluzione, una modifica, un miglioramento, oppure in Oriente un sistema circolare, le epoche storiche, una visione finalistica per alcuni, per altri che vedono nella storia un puro susseguirsi di circostanze casuali, un meccanismo cieco, come il buon Darwin, Dio lo perdoni, Dio sa che la Cina vuole, che da una pozza di fango si generi la vita. Queste sono visioni non contenute qui, questa visione è innovativa, cioè un organismo vivente, una metafora. Le epoche storiche sono allegoricamente degli organi, come i reni, il cuore, il fegato e gli organi del corpo umano. Veramente una visione allegorica. In che senso? Perché ogni organo del corpo svolge una funzione ben precisa. Il sangue irradia i muscoli, dà forza, il sistema nervoso coordina le informazioni e quant'altro. Perché questa idea? Perché io studiando la storia mi sono accorto che epoche ben precise, per esempio il mondo greco, il mondo ellenico, ha portato degli elementi che erano assolutamente sconosciuti prima. Cioè il fatto che l'uomo si interroghi sul perché una cosa è fatta in questo modo e ne dia una risposta, come si suol dire oggi, razionale, che per noi è la norma, non c'era nel mondo babilonese, non c'era nel mondo precedente, nelle civiltà, cioè il logos così chiamato, la ragione. Per esempio Pitagora si interroga su come mai ci sono delle terme di numeri che soddisfano questi requisiti, anche se gli egizi conoscevano queste terme. Ecco, abbiamo una nuova terra incredibile nel mondo greco, come se appunto in una metafora di un organismo vivente il mondo greco assurgesse a rappresentare il cervello. Ecco, io credo che non siano casuali certe concomitanze storiche, come mai avviene tutto in certi momenti. Nel Rinascimento viene scoperta la prospettiva, Colombo decide di circumnavigare il mondo, c'è questa idea della centralità dell'uomo proprio in quell'epoca e non in un'altra. Quindi io dico, ovviamente è un po' innovativa, che non abbiamo a che fare con un tempo circolare, con un tempo lineare, ma con un organismo vivente in cui le epoche si comunicano fra di loro. Quindi noi adesso non siamo nel futuro, ma siamo in un punto di questo mosaico temporale, in questo organismo, in cui interagiamo continuamente. Per cui il medioevo non è lì, non è trascorso, ma sta continuando a interagire con noi. Come mai la parola medioevo sono stati rinascimentali? Come dire, noi siamo risvegliati e quegli altri, però adesso noi oggi sappiamo che il Medioevo non è stato così oscuro come i rinascimentali credevano, come se il Medioevo fosse ancora vivo, seconda dell'epoca in cui ci troviamo, la nostra interazione con le epoche, fra virgolette, passate sta cambiando. Devo essere più sintetico.
Allora, scusami, nel Medioevo facevano la bozza di morimondo, oggi fanno quelle merde qua di case. Io sono cazzaro e qua 50 metri c'è una chiesa che è più di questa. Io sicuramente il Medioevo orribile. L'idea che un progresso, così come ci insegnano le scuole elementari, che appunto rinascimentale, cosa dire? Io prendo in questo libro, non è proprio un saggio così pesante, perché prendo a esempio molti temi sociali, la famiglia, com'è intesa la relazione uomo-donna, e vedo come era intesa nel mondo greco, come era intesa nel mondo romano, come siamo arrivati oggi, perché oggi si assiste al crollo di tutto quanto e siamo tutti qui a lamentarci o a essere a favore, però la mia domanda è come mai in questa epoca e non in un'altra? Secondo me in questa visione di un'interrelazione fra le epoche, noi oggi ci troviamo in un'epoca che sta scomponendo, sta disassemblando quello che una volta era fondante, adesso viene scomposto, la nostra identità, la famiglia, tutto quanto viene scomposto come farebbe l'apparato di Gerente, che scompone e poi spunta. No, io prevedo altre due epoche che sono a venire nella mia visione e quant'altro, che mancano ancora due epoche. Io faccio culminare la storia in quella che chiamo l'età della sapienza, che immagino una repubblica utopistica che deve avvenire, per la quale nella mia visionarietà concepisco anche una costituzione. Quindi È un neoplatonico. Sono un neoplatonico, quindi sulla scia di Moore, Hobbes e quant'altro, immagino uno Stato che non esiste con tanto di costituzione sui rapporti, sul lavoro, e quant'altro. Quindi io prevedo che se salvezza debba esserci è in un risveglio della classe politica e che guardi al passato, al mondo greco-romano, come un punto di riferimento, come in un cervello che ci svegli da questa epoca oscura. Per ulteriori informazioni laggiù c'è il banchetto con il Grazie. Grazie. Vai tu, se tu non è. Buon pomeriggio a tutti, a quest'ora l'onorevole professore